se arriva anche al Marco. E soprattutto i tosati vengono da Trento, Tosato 1 Anche io e Tosato 2. No, perché vado in modo. Lei non è proprio trentina. Non sei trentina. No. E sei paraguaya. Sì. Ah, Paraguayana. La gran paracula. È un canale scurile, no? sì, si può dire. Bravo ragazzo, hai indovinato, sì. Sì, d'altronde i Chauson e i Challenger, esatto, bravo, adesso saliamo dentro. Allora, io volevo farti vedere che, no, in fotocamera non si capisce. Dal vivo è veramente bello il muso del Ford, ma tanto, e non è lungo come può sembrare, perché in fotocamera sembra diverso. Tanto tuo, Yuri. Eh? È 6,67. No, ma dico il muso proprio della parte furgone, è bellissimo e non sembra lungo come lo stai vedendo adesso in video e come lo vedi nelle foto. Dalla realtà è veramente bello, c'ha questo muso alto che sembra un po' tipo i pick-up americani, cioè bello, fa veramente il suo effetto, veramente bello. Adesso finisco la cicca perché sono un tossico e dopo entriamo. Tanto a te ti metto in pausa, non ti cambia niente. Lì abbiamo proprio tutto, cioè... Sì, noi siamo dei cazzoni. Sì, Nel senso che è un praticamente disastro. non gli abbiamo messo mano da come di fabbrica. Cioè... Che storia, hai visto? Oh, hanno anche il... Quant'è che è lungo, ragazzi? 6,69. Che storie! Sei più piccolo del mio anche. Guarda, il frigo grande che lo deduci da fuori, le due griglie così distanti e anche il garage. Porca miseria, è bellissimo questo, tanto bello. Adesso vediamo dentro. Preparati ragazzo, che avete scarpe, tac! E là! Cazzo, ma è il par nuovo, no? Sembra di entrare nelle concessionarie, guarda che roba! Porca miseria! No, beh, ecco, ha il fazzoletto appoggiato là, ecco la differenza. Che storia! No, che bello! Porca puttana, ragazzi! Guardate, accendo un po' di luce, Yuri. Che sì, ma che cazzo figata! Il legno come piace a me, un po' più sul moderno, però comunque è legno chiaro. La cucina è bella spaziosetta e comunque guarda, sembra cazzate, ma questo è spazio per appoggiare. Però dai, insomma. No, Perché il modello quello che avevi visto tu, praticamente c'è la cucina arrivava fin qui, quindi avevi Stupendo. tanto spazio. Stupendo. Guarda, c'è il divanetto L per stravaccarti. La faccia Sì, è ma veramente... è È comodissimo. face to face il Noi- nostro che dicevate di no. Sì, Nel no, ma- senso che ha questa parte qua. in più. Ma è una roba in più. Sì, è una roba in più, Sì. sì. Quindi face to face in più anche l'angolo. Infatti noi non usiamo mai quei... Letto basculante, dai, il Mazzeo 260 in mini, è quello che piaceva a me allora questo, Sì. ragazzi, Sì, dai, sì. ossia il Mazzeo 260 sul Ford, sto parlando dei Challenger, che era un po' più corto, 680, hai capito? E sempre il cesso in coda, guarda che roba, qua lucetta da pinzo, e che storia, guarda, bel dozzone. Cazzo Io oggi figata. c'è l'armadio. E vedi, loro giustamente, intelligentemente, gli ha messo l'oblò nella doccia, cosa che da me invece non me l'hanno messa. Io devo aprire la porta, se no muoio praticamente. Ah, ok. aprire. Questo Vai, ragazzi, vai, l'armadio si può aprire? Sì, sì. Sì, sì, Tac, tranquillo. eccolo là, bello straprofondo come quello del 260. Bello schicchioloso. Guarda che roba, vabbè, un po' di svitol perché è nuovo. Che roba, puttana miseria ragazzi, che strafigata. Veramente bello. Hanno fatto carino, è stata una ricerca, noi erano 3 anni che volevamo Sì. questo modello, solo questo modello. Sì, Quindi solo questo, da 3 anni che Grazie al guardavamo, tifero. frigo grande, volevamo Sì. assolutamente una dinette enorme perché noi ci piace farci, noi ci facciamo le cenette tutte, sì. quindi ci piace proprio un sacco Sì, e non ce ne frega niente di avere il letto fisso. Esatto. Difatti, stesso discorso che faccio io. L'unica cosa, io ho la rottura, diciamo, devo piegare i sedili, loro invece neanche quelli. E comunque ti arriva a livello dei cosi, no? Dove Ce l'ha vuoi? là, sì, delle, dove vuoi, delle decidi tu. sedie. no? Anche Giusto? volendo. Sì, Sì, sì. puoi abbassarlo, cioè fin lì. Quindi il letto sempre pronto, è Il letto è chiaro. fondamentalmente sempre pronto, non potresti, Sì. ecco, un po' più scomodo se uno vuole dormire. Vabbè, senza sì, ma quando sveglia. succede, me l'hanno fatto anche a me sto discorso, ma quando succede, dai, No, no, è vero, è vero. cazzo, No, è bellino se la sera stai qua e ti guardi qualcosa. film. Ma cioè, no, è ma stravivibile. ma una strafigata. In più, una volta che dormi c'è una mega finestra là, una mega sì. finestra là, in più se vuoi, se non metti sì. gli oscuranti, i vetri davanti. Sì, sì. Beh, No, qua c'è- eccezionale, ragazzi. panoramico Che è- figo, ragazzi, Lì che figo. poi Dio. se Io si tira c'avevo, il sedile, prima che va via. super spazioso. Gassemmo il pulmin se c'avevamo sto qua, tiremo sul generato del pulmin e che c'avevamo sto qua. Che bello, già il frigo grande.
Sì, sì, questo qua è proprio bello grande. il congelatore è uguale, che dicevate che ce l'avete più piccolo. Il congelatore ce l'abbiamo uguale. No, è No, uguale. secondo me è uguale. Vi sembra più piccolo perché voi avete messo il divisorio, io non l'ho messo. Ah, ok. ok. Il frigo sotto io ce l'ho un po' più grande, ma Questo stivaggio, qua è tutta una bottolona Cazzo figata, gigante. Fio caro, cazzo figata. E Cazzo figata. di spazio ne ha. Cazzo figata, Fiori. Max? Porca puttana. Ah, non lo so. Ah, ok. No, è Non tanto ho usato. bello, ragazzi, veramente. No, tanto bello, tanto. Sì, l'abbiamo lasciato praticamente identico come l'abbiamo comprato, perché poi c'è la rogna che se è nuovo, Sì, il discorso garanzia, eccetera. sì, insomma. sì. L'abbiamo Che personalizzato si veramente poco. appendono. Ecco, di tutto, modifiche, guarda, vabbè, abbiamo messo un pannello da 160. Eh? Questo l'ho preso solo perché Ce l'ho io anch'io credo- quello, io uguale. credo che crei dipendenza questa cosa, perché quante volte la guardi al giorno di quanti ampere carica. Sempre. Io metterei su un gruppo di mutuo aiuto sulla disintossicazione da pannellino civile. È vero, è vero, è vero. abbiamo messo I miei questo hanno il diverso. pulsantino consumato, tipo se le tastiere. Poi abbiamo messo questo qua, invece c'era quella rotellina, basta, e un pannellino da 160. Che bello, Che alzo, cazzo, perché? ragazzi. No, è veramente bello, ma bello in tutto, c'è disposizione, colori, Sì, tutto. ce n'è andato senza tendalino, È un senza nulla. sogno. Vabbè, cazzo te ne frega il tendalino. Però ci abbiamo aggiunto. Infatti il tendalino manco l'abbiamo messo. No, beh, un giorno vi servirà più che altro perché anche voi avete il frigo a destra, quindi quello sì. Ah, per quella cosa lì. Sì. Infatti Cambia dal giorno alla Infatti notte. pensavo di mettersi una cagata ventosa, sai, solo per il frigo. No, aspetta, porta pazienza e quando voglio buttare via soldi ti metti un bel tendalino. Cazzo, mi ha sparato 1.300 euro. Lo so, per me sono lo troppo. so. Cioè, noi non lo usiamo mai, noi siamo sempre lì. Anch'io dicevo non lo usavo mai, poi quando c'è l'estate bastarda è quello che ti salva la vita. Quest'estate era Ok. Ti salva la vita. Tu metti il camper immagino. più possibile con un lato all'ombra o magari attaccato a qualcosa, una parete eccetera, e il tendalino aperto dove, Aperto. dove batte il sole. Sì. Sì, sì. No, guarda che infatti quest'anno che siamo andati sull'Argentario faceva un caldo pazzesco e noi, cioè, mangiamo, di solito portiamo la carne congelata, quindi figurati, e a un certo punto abbiamo preso la carne ed era, insomma, non era più ben congelata, Sì. se non era tutta molle. Sì, lo so, è Cazzarola, normale, è normale. Sì, sì, perché faceva talmente caldo e Lo ci so. batteva sopra È l'umidità, ragazzi, comunque approfittiamo e lo ricordiamo anche qua dell'esperimento che è stato fatto, quindi insomma si parla di fatti e non di teorie, che in Francia, nel viaggio che abbiamo fatto in Francia, avevamo il frigo senza ventole, 35 gradi, mi sono addirittura azzardato a metterlo a 4 su 5, la roba straghiazzata. Penso. Jesolo, 30-31 gradi, non c'è verso, la roba tiepido, freschina. Parlo del frigo vecchio, il Dometic, il primo che avevo. Ovviamente il congelatore tutto E il scongelato. congelatore, sì, non puoi mettere un gelato, se metti un gelato ti viene il scongela. frappè, sì, Certo, esatto, sì, esatto. È lo stesso anche a noi. Esatto, magari era un modello un po' sfigato, il Dometic che avevo io prima, non si sa, però hai Beh, era capito? bellino, cioè, vabbè, insomma. Sì. Boh. A Jesolo era così, quindi 31 gradi praticamente inutilizzabile. Avevi le ventoline aggiuntive, vero? Anche? Le ho messe dopo? Ah, le hai Sì, messe sì. dopo. E dopo che hai messo le Ed anche ventoline ha con, le, cambiato tutto. anche con le ventole, no, sì, è stato un grandissimo aiuto, Sì. ma comunque il problema restava l'umidità. Umidità. Perché anche 30-31 gradi, anche con le ventole, niente, non c'era Ok. niente da fare. E io mi ricorderò sempre la roba in Francia ghiacciata. Ghiacciata. 35 gradi, scusate, Sì, cioè sì, 35, sono 35 cazzo, beh, sì, no sì. 31. No, certo. E prova a immaginare magari quest'estate con 40-44 che ha fatto, Oh, Madonna. hai capito? Sì. No, no, ma E quindi il tendalino, hai capito? Sì, sì. Soprattutto per voi che fate libera, che andate magari in montagna, quelle robe là, il tendalino sì. ce l'hai sempre. Anche io Sì, dicevo sì. non lo usavo, non l'ho usato per 1 anno e mezzo, dopo 1 anno e mezzo che l'ho usato per la prima volta ho visto le differenze del sole che ti batteva sul finestrone, eccetera, Certo. eccetera. Sì. E là lo usavo sempre, tendalino sempre col ok. tendalino aperto, sempre. Ok. sempre. Sì, più che altro quello che mi preoccupa di più è cioè, non tanto la montagna, perché quando andiamo in montagna è molto fresco, anche l'estate, nel senso che in montagna è sempre fresco, cioè soprattutto sulle Dolomiti, no? Cioè, E noi giriamo abbastanza anche quasi da ste parti. esatto. Aspetta che inquadro ho E capito. Quindi, No, aspetta che inquadro anche giusto, perché va bene un canale un po' così, ma fino a un certo punto, insomma, manco far vedere a chi che parla, scusa se ti ho interrotto. No, tranquillo. No, dicevo che il tendalino secondo me è fondamentale per il mare.
perché il mare sì. Cioè, al mare ci ho visto che faceva veramente caldo e il freezer, il frigo non reggeva proprio, cioè La ciavata, Cioè- ragazzi, resta come hanno detto loro, che gli do pienamente ragione, è il discorso del prezzo, che è un prezzo folle, ma anche il frigo è un prezzo folle, perché Sì, il mio sì. di listino costa 2.400, è da stupidi Più lavoro prendere, di montaggio, Ah, penso, di no? lavoro. sì, Più lavoro. esatto, solo il frigo costerebbe così, hai capito? Certo. Certe cose per camper purtroppo si fanno strapagare, quindi per il tendalino bisogna aspettare quel momento di pazzia, come quello che ho avuto io quando ho preso sta macchinetta qua o il computer, e quando hai quel momento di mancanza di lucidità te lo compri, hai capito? Io ne ho spesso Perché- momenti di mancanza di lucidità, però il tendalino, sì. no, il tendalino francamente non mi interessava molto. Sta cosa qua del frigo non l'ho mai considerata tanto, Sì. effettivamente. O comunque metterti sempre ovviamente all'ombra, cioè dove quando non gli batte il sole. Infatti quello quella cosa sì. là, Esatto. Quello cioè in ogni scaricati caso. anche un'app interessantissima che Sì. in realtà aumentata ti dice che giro fa il sole. Esatto. E Sì, tu sì. punti esattamente, Sì. sai Aspetta, dove. perché ci chiedono il nome dell'app. Ah, Sun aspetta che- Locator mi pare si chiami. Sun Locator, aspetta che adesso ci dice. Sì, sì. Vediamo. Aspetta, per iPhone. No, No, è no. per Android. Bene. Allora, Guardalo. è questa Sì. qua, la versione light già è onesta. Se noi l'apriamo, Sun Locator, confermiamo. talmente tante tecnologie Vai. che non mi ricordo neanche. Le password. No, non mi ricordo neanche come funziona adesso. Ah, ok. Francamente, mi dovrebbe dire che giro fa il sole Eh sì. e in che Adesso posizione è in questo sembriamo. Beh, momento. faglielo vedere esatto, Ok. in che posizione. Vabbè, probabilmente non è calibrato, ho appena cambiato telefono e non è, però a spanne mi dice esattamente che giro fa. Ah, Il sole, sì. e quindi tu sai come mettere il camper. Boh, Più o meno. Più o meno, sì. il festival della birra continua. Riesci a girare? Dai che testiamo. Boh, che bello. Allora, non è comodo come il tuo Occhio. Yuri, secondo me. No, non è vero, è comodissimo. E anzi, è più comodo questo per me perché il sedile è più duro. Dopo ognuno ha le sue. E sedili quindi ti confermo stracomodissimi. E guarda, vedi? Guarda. Non è una cazzata perché, cioè, guarda, ti butti così, ti sdrai le gambe, cioè, bellissimo. In più, secondo me, aspetta che proviamo, facciamo quella prova che io parlavo tanto. Allora, sono con le spalle appoggiate adesso, guarda. Vedi? Sì, non sono sdraiato, non sono neanche dritto, ho le spalle appoggiate, però tipo se devo pincionare 10 minuti col telefono, tacca che ho le mie gambine comode. Qua c'è un cazzo figata. In più, no, il discorso che facevo sul Mazzeo 260, vedi che ha girato il sedile. Se io mi sdraio, i piedi li posso appoggiare nel sedile, cioè non per dormire, ma per, non so, per buttarti giù un attimo, quei 5 minuti là che cazzeggi col telefono, hai capito? No, veramente fantastico, Guarda, ragazzi, svaccone porca troia. svaccone alto. Ah, porca miseria. In più quella luce da pincio là in bagno, non so se te la percepisci. No, non la percepisci sul blu. Più blu la vedi te. In realtà è un viola Tu rosa. puoi, Sì. puoi mostrare a questo bel canale che intanto vai a incipriarti il naso come faceva Pulp Fiction e puoi chiudere l'area tranquillamente. Ah, certo, è vero. Ah, è vero, c'è anche è vero che ha il privé. Yeah. Sia uno spogliatoio. Eh beh, sì. Quindi avresti comunque qua quando esci dalla doccia che ti cambi, che chiudi la porta, quindi no, è comodo. Poi Che storiasse. l'armadio penso sia uno dei motivi per Esen cui camper da femmine. No, stupendo. Che robe, ragazzi, veramente. Bello. Fa la sua porca figura. È molto scenico. Porca miseria. L'unica cosa, vedi, che sì, io dovrei dire, diciamo, a quelli che l'hanno costruito, perché La finestra là. ma perché? Cioè, di qua è grande, e Lo so perché che l'hanno c'è una spiegazione, perché la porta deve batter lì. Ah, Anche perché sennò è una cagata mostruosa, no? E invece c'è un motivo. C'è il motivo, infatti, giustamente, vedi, no? Com'è la vita, no? Che c'è sempre Perché i suoi è la perché. cosa che mi sono subito chiesto. Beh, vabbè, dai, bello, cazzo. Quindi te, tipo, io mi metterei a mangiare di là e gli ospiti li metto di qua che si pinciano la finestra piccola. Bravissimo. Sai che da noi pinciare vuol dire limonare, vero? Sì, no, vuol dire anche fare amore, pinzare. Esatto. No, ha molteplici significati il pinzare. Pinzare significa appunto fare amore, vuol dire anche rubare e vuol ok. dire anche tipo andare addosso. Ok. Cioè Quindi è un tipo po'. pinzare il paraurti.
Oppure anche mi so pinzare il muso, cioè sono andato a sbattere col muso e mi sono rovinato il muso. Sì, sì, no, vari, sì, no, è come profondo il Veneto. Dai, venghino, dai! Amore, da che parte gradi va là? Come, dai, vieni, come fossi a casa tua. Da Dai. che parte gradi qua sto camper? Sarà pian che fra 2 giorni le mio, pian. No, no, Tranquillo, zitti. non è possibile. Tempo di smontare il generatore del mio e basta, via. Spostare do robe, do mutande, do calzetti. Robe proprio. Quasi li blocco io. No, perché sai che ogni tanto si parla fra di noi telecamera spenta, poi nasce fuori il discorso interessante. Loro hanno comprato un camper nuovo, lascia stare la marca che non c'entra niente. Dopo capirai perché non c'entra niente la marca del camper. Hanno comprato un camper nuovo e 2 punti parlalori. Abbiamo comprato un camper nuovo? No, non è proprio nuovo. Vabbè, ma dai, che cazzo ha? 1 anno, 2 anni? Diciamo che noi l'abbiamo comprato a febbraio dell'anno scorso ed era immatricolato a fine agosto del 2018. Cos'è, 1,60 m? Ok, sì, non è un camper di 20 anni, 2018, siamo nel 2019, è nuovo. Allora, per assurdo, ma ci hanno detto che la cosa è assolutamente normale, noi siamo partiti già con l'idea che avremmo dovuto fare X interventi perché erano 3 anni che volevamo sto modello e sapevamo esattamente già quali difetti aveva, di cui uno che al 99% si deformava questo blò panoramico. Ok, piccola parentesi, ti dico che non c'entra il discorso la marca perché lo blò non lo fa la Challenger, la Chausson eccetera. Esatto, quindi sono altre ditte, quindi non c'entra niente la marca del camper. Ce l'hanno sostituito in garanzia, ci troviamo benissimo, il nostro concessionario ci ha seguiti benissimo e altri interventi ad esempio che ci hanno fatto di default perché fanno quasi sempre su questi modelli sono i fermi del letto basculante che si sbriciolano, erano fatti di un materiale inconsistente. I fermi cosa sarebbe? Cioè nel Sistema di senso... scorrimento nel binario, è una plastichetta qua Ah, dietro. quello lì che vedo io Se l'hai bianco? durissima a inquadrarlo, ma sì. No, beh, sì, guarda, abbiamo anche lo zoom adesso perché mi ha rimesso il piccio originale. Aspetta che lo metti a fuoco. Tac, eccolo là, quello là. Ah, quelli là. Perché giustamente a discolpa, no? Cioè per giustificare un po' sti produttori che non mi pagano per di sta roba, i camper devono contenere il peso e quindi loro si ingegnano a mettere il più possibile roba in plastica, legno leggero, eccetera, eccetera. Cioè non è un dispetto che vogliono fare la gente, devono stare il più basso possibili con i pesi. No. Ecco, poi abbiamo già cambiato la centralina del frigo. Che zoom, guarda che roba. Pari programmi tipo quelli da Barbara D'Urso che fa il super zoom a faccia, aspetta che li metto a posto. Ecco, scusami. No, che so a seconda birra, perdonami. Vabbè. E detto questo, interventi fatti veramente bene e ci troviamo benissimo. Però insomma... E problemi, qualche piccolo problema di infiltrazione negli oblò laterali che erano da registrare. Però per dire, il primo anno lo davo già per scontato, non ci andresti a vivere mai e poi mai una cosa del genere, perché si deve assestare. Cioè tu dici una cosa nuova non ti darà mai problemi, invece proprio nei primi 2 anni che vedi che ti arrivano e noi l'abbiamo usato tanto perché abbiamo fatto 12.000 km quest'anno, quindi i problemi sono usciti anche velocemente, no? Sì, come dicevo sempre, quando prendi un frigo, un camper usato, io sapevo già su tutti e due che il frigo moriva, difatti così è stato, e altre cosette, insomma, per quello dopo tanti non mi credono nel discorso del frigo. Ho detto il frigo quando compri un camper di 20 anni è come non funzionasse, perché poi se lo usi tanto ti muore. Se dopo sei uno che lo usa una volta al mese o una volta all'anno, perché c'è gente che lo usa una volta all'anno, allora grazie al cazzo ti dura una vita. Però hai capito? Quindi comunque le Dolomiti l'abbiamo utilizzato tanto quest'anno in vorrò montagna, proprio visitarle molto di più. Si rampega su bene? Sì, beh, un 170 cavalli, questo mi sono dimenticato questo dettaglio. 170 cavalli. 2170 cavalli. 170? Puttana, no, aspetta. Ah no, beh sì, può essere un canale scurile. Allora, può essere un merda. canale scurile. Tira ben. L'unico problema... No, 140, 170. 2170 cavalli. Ah, 2000? 2000? Hai tirato un po' per il collo. Beh. È tanto centralina, è tanto turbina, quindi saluti. Però devo dire che in montagna... È che grazie al cazzo, 170 cavalli. Quant'è che pesa questo? Diciamo a secco. Dovrebbe essere sui 29. A libretto, 29. Sì. 170 cavalli su 29, beh, buono cazzo.
tanto buono. Cioè loro, adesso, io non ho mai guidato, ho guidato solo il furgone di Ezio, ma eravamo in pianura. Come una macchina, secondo me, 170 cavalli in montagna, no? Una macchina normale, non una macchina Allora, sportiva. diciamo che la cosa bella è che noi venivamo da un 100 cavalli Renault che era veramente invece poverino, faceva fatica. Allora, non so, esempio le 3 cime andare solo a Auronzo eccetera. Allora con questo arrivi in terza, sei a bassi giri perché magari una macchina lenta davanti riprende subito, anche perché la turbina è tarata molto sui giri bassi, purtroppo, e quindi riprende subito anche la terza in tempo zero, tu acceleri un attimo e riprende. Ok, però io ti riformulo la domanda un po' ignorantemente, nel senso perché c'è tanta gente che ci segue che non ha il camper. Paragoniamolo proprio a un'auto, tipo non so, una Fiat Punto. Andando su in montagna, vai su con la stessa facilità con la quale vai su con la Fiat Punto? Secondo me è diverso, nel senso non è la stessa cosa. E allora lo spunto e l'accelerazione è buona e quindi ti tiene bene. E a livello di velocità, ad esempio, mi aspettavo fosse più performante, però è più tarato invece sulla coppia a bassi giri, eccetera. Quindi non vai a livello di velocità a cose assurde, a parte che consumeresti una valanga. Però devo dire che tornanti a cose del genere li fai molto molto agilmente, molto. Sì. Quindi non ha paura, cioè tipo trovi una ripidità al 15%, frega niente. Su in seconda se non in terza. Ok, se non in terza, ok. Buon, dai. Cosa che comunque credo anche in macchina, sì, beh, anche in macchina terza e seconda certe No, ma la salite. differenza enorme l'ho sentita a bassi giri, ripeto, dove quando ti cala perché davanti qualcuno con la macchina devi scalare sicuro, qua non scali. Figacca. Bello, guarda che bei sedili. Scusa se mangio le patatine tanto, ma sono buonissime. Che cacchio di marca è questa? Non lo so, che patatine sono queste? Quale? Queste, troppo buone. Cosa sono? Allora sono queste, si chiamano cornetti gusto formaggio. Marca delle Dixie. Dove Eurospin? Esatto. Mambo Kids. Cazzo, sono più buone le originali. Ok, Eurospin. Ti piace sta dinetta? Porca troia, no, mi piace tutto il camper. Tutto veramente. No, mi è sempre piaciuto È questo. aumentato sto riscaldamento. Infatti ho detto, dopo devono stare attenti. Ti piace mangiare? No, a parte scherzo, ma anche quando hai gli amici, cioè guarda che fa il giro, guarda, allora io qua, vabbè, lasciamo perdere che ci stanno molte più persone di quelle che ci sono adesso, 2 stanno lì, quindi prendono quella parte là, altri dall'altra parte, in più hai anche l'angolino qua, quindi proprio a 360 gradi, figata pazzesca, come queste patatine qua che le ho fregate tutte, io sono buonissime, no, simpaticissime, guarda, ho scritto tutti i vini per ogni regione. Porto avanti, ecco. Studia. Bisogna dirgli che venga un attimo. Sul Veneto. Furlano e Verduzzo, noi altri cosa avevamo? Ribolla, no, Ribolla è roba furlana, non è roba nostra. Prosecco Veneto, sì, ecco, Raboso, sì. La birra. E dopo, vabbè, qua singano, non c'è un anologo là, qui del vino, un enologo. Perché Corvina, Rondinella, non lo conosco, Sauvignon sì. Come Anal. Visto che è un canale scurrile, quel formaggio si chiama Bastardo del Grappa. E non so colpa mia, se il nome è suo. Fai cultura, dai. Io e la Marilena ragionavamo, scusa. Almeno che No, io devo dire che io e te stavamo ragionando. Bisogna essere obbligati per formalità, per abitudine, non per cultura, a far cene e pignate. Scusa, andiamo avanti qua, bagigi e formaggio e birra. E dici, le abbiamo fregate tutte, non ci sono più. Quanto bello è? Cioè, se è bello e ti piace, basta. Sì, formaggio bastardo, cancaro. Aspetta, perché non so. Ah no, è un canale scurile. Quindi formaio bastardo in pilula di taglia mettega. Esatto. Basta. Di più di quelli che dite voi, Esatto. Video acceso in ritardo, messaggio per la show song. Allora, singano 1, 2, 3, 4. Loro dicono 7. Vabbè, siamo ancora in fase di sciedimento, però 4, 5, 6, tranquilli, adesso appena si siedono arriviamo a 6, 7, 8 perché devono ancora posizionarsi e 9 con la Marilena, quindi 9 posti. Si parla tanto, dicono che quando entrano nel mio camper che spazioso qua e là, gli dico ma che cazzo stai dicendo che da me si sta in 4 massimo 5. Qua ragazzi ci stiamo in 9, per carità magari non sbrazzati, ma si sta in 9, punto.
Vicini. Su richiesta di Max, messaggio alla Alco, se ci mandano delle sospensioni da testare che fra un po'... Autogonfianti. Esatto, fra un po' Non siamo... abbiamo voglia di sbatterci a gonfiarle a mano. Esatto, fra un po' siamo in 20 qua dentro, quindi vedete voi. In più sparare mezza montagna perché il mulo c'ha le cassette e sprofondava, non riusciva più a venire fuori, no? In più, cosa c'è? No, niente, Racconta questa, vai tranquillo, sta raccontando la sua storia da alpino, Quando eravamo su, col mulo. quando eravamo su c'era qualche mulo, chissà perché, chissà per come, ci spiegavano le ruote della Obice 105-14. Andavano a valle. Chi è che andava giù a prenderle? Tu? No, io no, tutti. L'Obice? Tutti. Per chi non... L'Obice è un non so cannone. cos'è. Sì, Ah, ok. Ah, Obice. che spara artiglieria fondamentalmente. Sì. ok. Che Triathlon in montagna, sì, esatto. 105. Vedi, lui assomiglia a un mio ex collega di lavoro che si chiamava Tripoli e io lo chiamavo Tripolo perché era uno singolare, quindi io oggi lo battezzerò Tripolo, anche se gli occhiali sono diversi ma resta uguale. Secondo me è lui che fa finta, viene qua e fa finta di avere il camper. Che delusione, non tiene più di 9 posti a tavola, pensavamo di starci in 20, tipo fare il quadretto, no? L'ultima cena di Cristo, e vedere se... quella di Michelangelo, sai che c'era tutti e niente, e rovina l'arte. Colpa di Asho Song, che scrivo mina in mail e faccio un discorso. Eccolo. Vai sigari!